Eccoci live nuovamente dal campo sportivo Giovanni Aloisio di Misilmeri. Si sta chiudendo il tabellone, il torneo relativo ai giovanissimi under 15 con la finalina terzo e quarto posto che metterà di fronte Panormus e Team Calcio uscito sconfitto per 2-0 nella semifinale contro il Palermo. Invece finale raggiunta ai danni della Panormus dal terzo tempo nella partita a cui avete assistito pochi minuti fa. Adesso tutto pronto per l'inizio della finale terzo e quarto posto di questa seconda edizione del Memorial dedicato a Carmelo Bongiorno, un pilastro del calcio giovanile palermitano e siciliano anche a livello nazionale già lo scorso anno. Un Memorial molto divertente e ricco di spunti anche a livello tecnico, che ha visto l'affermazione tra gli under 15 proprio del Palermo un anno fa. Sta andando a pisciare. Gli do pisciare. Vabbè. Un po' io facessi, tu giri. No, perché poi rimane la punta. I detentori del torneo riservato agli under 17 non verrà difeso invece dall'Arenzolo Piccolo Terrasini, squadra che l'anno scorso giocava in casa, giocava al Favazza. Ormai ci vado a fine il primo tempo. Ne approfitto per ricordare, visto che il cerimoniale ancora vede un po' di tempo perso, ne approfitto per ricordare anche quelle che saranno le 8 squadre che si affronteranno domani sui terreni di gioco del Biagioconte di Marineo e del Giovanni Aloisio di Misilmeri per proprio la categoria under 17. Oltre alla Don Carlo Misilmeri, padrona di casa, giocheranno anche Academy Panormus, Concadoro Monreale, Team Calcio, Ciccio Galeoto, Gonzaga, Panormus e terzo tempo. E ricordo che anche in questa categoria seguiremo le fasi finali, quindi con le 2 semifinali sempre a partire dalle ore 9 e sempre dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, per concludere con la finalina terzo quarto posto e la finalissima e a seguire la premiazione. Oggi a menare le danze ci penserà Giovanni Mazzola per quanto riguarda la conduzione, l'assegnazione dei premi, che ricordo verranno assegnati alle 4 squadre che arriveranno in semifinale, oltre alle dalle 4 squadre arrivate quantomeno in semifinale, poi il capocannoniere, miglior giocatore, miglior portiere e infine il premio Fair Play. Le squadre sono in campo, quindi ci muniamo anche di quelle che sono le formazioni. Non cambia nulla naturalmente in termini di ragazzi a disposizione dei 2 tecnici, ovvero sia mister Giovanni Santino da una parte e mister Danilo Marcoccio dall'altra. Si salutano le 2 squadre a bordo campo e poi il passaggio proprio davanti alle 2 panchine.
facce diverse, non voglio vedere facce tristi. Voglio vedere facce incazzate. Ok, Ciccio? Dai, andiamo a fare questa partita. Metti le mani qua. 1, 2, 3, Ciccio, pure. Andiamo. Tutto pronto allora per il via della partita. Primo pallone affidato alla Panormus, che manda in porta Orsi. Poi comunque quasi tutti elementi che abbiamo già visto, a partire da Di Franco che aggira a... Ti piace? a destra. Vediamo Pisano che gioca centrale, vediamo Marco, pure questo, giusto? tutto pronto per il via, palla alla Panormus e si parte con il primo tocco al pallone dato da Lo Bianco, altra novità rispetto alla gara precedente. Il pallone che viene allontanato, c'è fuori gioco, ravvisato contro Balsano. Ciccio, sali. Vai là sotto! Battuta della punizione ad opera di Pisano, il tocco è per Salvo, tocco per Di Franco. Di Franco con il cross di Mancina, palla che arriva in area. La controllo senza problemi d'Aquila. Gliel'ha detto di... Colpo di testa qui ancora da parte di Lo Bianco. Il tocco all'indietro su Pisano, che alleggerisce indietro a Orsi. Fatti vedere, Andri! Fatti vedere, Otisi con il tocco per Di Franco. Poi ancora la giocata di Lo Bianco. Di Fra, un passaggio in uno. Troppo vicino, leggero. Fallo tu sto passaggio all'altro lato poi. Stringi, Ciccio. La giocata ancora sulla sinistra, poi Puccio fermato dall'intervento di Nicolosi. Giocata in avanti, colpo di testa ancora. Vai Di Fra, Salvo. vai Di Fra. Scatta Luca. Si sgancia Di Franco, la palla è per lui, poi il lancio dalle parti di Cagnoto, fuori gioco. Ricordo ancora una volta, due tempi da 25 minuti ciascuno. Chiaramente il clima è quello classico delle finaline, c'è un po' di amarezza per il fatto di giocare subito e non un'ora dopo. Qui intanto la conclusione da parte di Balsano, l'ottimo riflesso di Orsi e dopo 2 minuti subito ad un passo dal gol il team calcio. Lo Bianco pressato, poi la tiene in campo composto, colpo di testa. Sei fuori gioco, Sergio. Soltanto accennato perché è intervenuto col piede, in questo caso Motisi. Poi non riesce a controllare Puccio. La giocata in avanti è sbagliata. Allora Lo Bianco con il tocco ravvicinato per Cagnoto. Puccio allarga per la corsa di Di Franco che se la porta sempre sul sinistro. Poi questa palla verso il centro. Guarda Spina! Allora riparte il team calcio, squadre già abbastanza lunghe. Dai che è tua, prendo posizione. Bravo. Balsano. Sta lì, Ciccio seguilo tu. Rimani tu. Balsano prova a convergere il 9 che ha già avuto una palla gol un minuto fa. Cerca il corridoio per composto. Allora può ripartire la Panormus dopo la palla recuperata. Tocco per Cagnoto che si invola. Il primo controllo però è sbagliato e consente il recupero a Crocilla. La palla già messa dentro da Di Franco, colpo di testa, poi altro tentativo aereo di Gambino
poi testa parato senza grossi problemi da D'Aquila. Bravo Ciccio che lo copre. Colpo di testa di Motisi. Ti va Ciccio, forte! Poi la giocata da parte di Schimicci, poi altro lancio di testa di Franco, ancora di testa questa volta Nicolosi con Di Franco che appoggia a Orsi, il lancio col mancino, sponda puntata da Puleo. Puleo e D'Aleo nuovamente titolari dopo che lo sono stati anche nel primo incontro, poi sostituiti nel secondo tempo. Qui a voto la scivolata di Pisano che comunque l'ha sfiorata, quindi rimessa con la palla giocata verso l'area di rigore da Catanzaro. Poi il servizio al centro che non era male, pallone che però si perde fuori. Motisi appoggia ancora Orsi. Giocata sul lato sinistro per D'Aleo. Poi fai capricci anche il cavalletto. Bravo Danielino! Il tocco di Salvo per Di Franco che corre, poi va a lungolinea da Cagnoto, esce D'Aquila che lo anticipa. Poi arriva sulla palla in due tempi, ma resta l'ottima uscita da parte del portiere del team calcio. Questo prova a ripartire ancora con Balzano, chiuso da Lo Bianco. Poi c'è il tocco lungolinea di Puleo, fuori gioco. La seconda chiamata di offside contro gli attaccanti della Panormus. Colpo di testa di Nicolosi, mette giù Salvo che prova a liberarsi del pallone, si libera di un paio di avversari, tocca per Di Franco che però perde il contatto col pallone, lo ritrova nel duello con Schimicci. L'avanzata di D'Aleo ancora fuori gioco di Gambino. Adri, più bassa, Adria! Forte, uno che ci va forte, forte! Qui D'Aquila con la pressione alta ai giocatori della Panormus. La palla persa da Piazza, vediamo se ne approfitta la Panormus. Cagnoto si libera, va sul fondo, propone il cross. Tocco con la mano sicuramente, probabilmente anche col piede prima. Manca il pallone. Nonni, allora la proprietà privata ce l'ha il custode. Ah, capito? Sappi, c'è la proprietà Non ce li privata. dà, perché deve perdere tempo a Marconi. La rimessa per Puccio, poi Di Franco. Va giù, fallo. La palla da parte di Filoreto. Guarda la gamba di quello. Sergio! Qui Salvo chiede lumi a Calderone, l'assistente di Marcoccio che sta guidando la squadra a bordo campo. C'è lo schema alla fine con lo scambio che premia ancora Salvo, va sul fondo il 20 che propone il cross. Non è arrivato bene sul pallone Salvo.
Catanzaro. Passa in mezzo a due Catanzaro, cerca di liberarsi, poi palla in verticale per la corsa di Nicolosi, anticipa tutto Pisano, poi Orsi la rilancia sempre col sinistro, trova Puleo. Puleo, la palla messa al centro, non riesce ad arrivare Puccio, può arrivare invece Cagnoto. L'uscita da parte di D'Aquila, ancora Panormus con Puccio, indietro Salvo con il destro, palla fuori. Prima occasione nitida del match anche per la Panormus. Quello dice io non l'ho chiamata. Attenzione, qui rischia tantissimo il terzo tempo, in qualche modo allontana. Poi c'è l'uscita, palla al piede di Catanzaro, trattenuto da Puleo. Superati i primi 10 minuti dei 50 previsti per questa finalina. Salvo rischia, alla fine la perde nel contrasto con Schimicci. Poi balzano Nicolosi, palla nel mucchio, conclusione bellissima di Catanzaro che sblocca il risultato, gioiello da parte del 10 del Team Calcio, che all'11° passa a condurre. Conclusione straordinaria, nulla davvero poteva fare Orsi, e allora cambia il parziale e si sblocca in termini realizzativi in questa fase finale. Grande giocata da parte di David Catanzaro, che dunque sblocca questa finalina. Prova subito a rispondere alla Panormus con Gambino, si va a chiudere in un angolo, poi prova a passare, resiste ad una carica, mette in mezzo, chiude Crocilla. C'è il cross, D'Aquila senza problemi e va subito a lanciare. Balzano viene anticipato da Di Franco, che va alla conclusione mancina, pallone fuori. Quando ci avviciniamo al giro di boa del primo tempo, scaduto il 12°. Qui altra giocata dalle retrovie sbagliata per il terzo tempo, ne approfitta Salvo. Puccio, Lo Bianco scavalca e va da Di Franco. Balzano va a pressare, gli porta via palla e poi subisce il fallo. Torna Di Fra! Piazza! Falli piazzare, Manca a dirtelo, lo sai. Il controllo qui di Catanzaro, che sta salendo in cattedra in questa finalina. Balzano non riesce a far passare il pallone, subentra però ancora per il Team Calcio composto Balzano. Conclusione qui un po' pretenziosa. Non c'è motivo, Andrea. Sei distante, Andrea. Puleo, palla per Puccio. Ancora palla in verticale intercettata. Catanzaro se la sistema, serve Balzano, fermato in fuorigioco. Piccolo dubbio in questo caso, però altra giocata positiva di Catanzaro. Intanto fermato ancora Gambino, buona l'uscita, palla al piede da parte di Ferraro, che supera anche la metà campo. Catanzaro, un 3 contro 3 per la Panormus, questa volta forza la giocata Catanzaro, che ritrova la palla. Altra palla in verticale, bravissimo Pisano
perché si stava lanciando in porta composto. Prova a lanciare dall'altra parte Salvo. Gambino in mezzo a due resiste, accanto a sé Cagnoto. Gambino va da solo, Gambino in aria, ha fermato Gambino dall'ottimo intervento, poi addirittura D'Aquila con l'uscita coraggiosa, lascia però la porta sguarnita. Puleo allora cerca di punirlo e lo punisce con la rete dell'1-1. E qui D'Aquila coraggioso in maniera eccessiva, punisce Puleo che al 15esimo, Calma Johnny. come il suo numero di maglia del resto, trova l'1-1. Johnny, c'è uno che affacciò. Oh, sempre, c'è il difensore e lui va a raddoppare lui, il portiere. Ieri col Trapani l'ha fatto pure. Però l'idea non è giusta, sei proprio Vabbè, ma raddoppia Mancala fuori. Catanzaro prova a riaccendersi, ancora Catanzaro, alza la testa e guarda la porta, tiro che arriva. Johnny, buttala quello è fuori. l'errore. Sempre la prende con la mano è finito. Johnny, buttala fuori. No, ma la può prendere con le mani. E la può buttare anche fuori. Pisano, da Leo, ancora Pisano, si fa vedere, riceve lo bianco, apertura per Di Franco, corre Di Franco, inseguito da Schimicci, la gioca Puccio, attende il momento dei compagni, poi scarica a destra per Salvo. Salvo va a puntare, serie di finte del 20, scarico ancora per Di Franco che va a calciare. Cercato l'effetto sorpresa in questo caso Andrea Di Franco. Balzano controlla e scappa, si muove sul filo del fuorigioco Catanzaro, la palla è per lui, posizione regolare. Catanzaro atteso da Motisi, se la sistema, va ancora, questa volta col tiro cross, non può arrivare composto, si scusa con i compagni. Allora si riparte dal fondo con Pisano che appoggia Puleo. Puccio, lo bianco subito in verticale per la corsa di Gambino, posizione regolare per Gambino che controlla in area. Gambino, il miracolo di D'Aquila a negare il 2-1, questa volta ha potuto calciare Gambino che va anche a riconquistare palla, 1 contro 1, atteso e steso poi dall'intervento di Ferraro. Gambino che se si riesce ad accendere è il giocatore che può fare la differenza in casa Panormus. Tanto punizione proprio per la Panormus con Salvo sulla palla. Ci sono 4 ragazzi della Panormus a ridosso dell'area piccola. Salvo cerca il primo palo, D'Aquila ancora bravo e subito a rilanciare ma sbaglia. Di Franco, il controllo da parte di Motisi. Motisi affrontato, messo giù, punizione giallo anche per Schimicci, anzi per Filoreto. Sul pallone Puleo, vediamo se va in cerca di doppietta. Mattia Puleo, fischia l'arbitro, cerca il primo palo, D'Aquila sulla traversa e poi in calcio d'angolo.
Salvo palla battuta, ancora primo palo, questa volta D'Aquila anticipato. È rimasto a terra D'Aquila, Gambino l'ha anticipato. Ripreso il gioco con il terzo tempo che ha rimesso la palla in campo. Fallo di Gambino su Catanzaro. Battuta la punizione dal terzo tempo con la palla fiondata in avanti. Anticipo di Motisi, poi altro lancio, servizio in verticale di Puccio, posizione ancora regolare per Gambino, davanti ad Aquila, sorpasso Panormus. Gambino qui si riscatta nei confronti del portiere del Team Calcio. 2-1, la ribalta la Panormus. Batte lungo subito Filoreto a 4 minuti. Dall'intervallo passa dunque la Panormus a condurre. Ancora Gambino, si invola. D'Aquila gli calcia addosso. Poi Cagnoto vede la porta vuota, la cerca, non la trova. C'è un ragazzo della Panormus a terra. Doppio cambio per la Panormus. Intanto va fuori Motisi, va dentro San Filippo. Va fuori anche Puccio, entra Isgro. Andare alla battuta d'Aquila, colpo di testa, poi recupera Catanzaro, altra giocata, avanzata poi da parte di Piazza che perde il rimpallo, poi la palla ce l'ha ancora il Team Calcio con Catanzaro, lancio ancora per Piazza, Balzano pressato, riesce a tenerla, Catanzaro ai 25 metri, fionda dall'altra parte, c'è l'inserimento da parte di Filoreto, era tutto buono, un po' meno buona la conclusione al volo di Filoreto, ma altra giocata di alta qualità da parte di Catanzaro. Costruisce dal basso con Pisano la Panormus. Quello bianco anticipato, buono il rientro di Nicolosi. Pressato però dall'intervento di Puleo che lancia subito in verticale. Qui si erano mossi benissimo sia Gambino sia Cagnoto. Poi Puleo fermato col fallo da Composto. Gioca subito la Panormus. Palla ancora in verticale, posizione regolare per Cagnoto. Cagnoto tagliato fuori perfettamente da Piazza. E lancio subito di D'Aquila, controlla Balzano, resiste anche ad una carica, sempre Balzano, la tiene, lancio intercettato da Leo, poi Filoreto,
la gira, la tiene in campo. Colpo di testa ancora di Daleo. Puleo in avanti, Gambino, altra posizione regolare, Gambino in area, si parte da fondo, l'ha toccata per ultimo il 21. Qui altra chiusura in extremis, questa volta di Crocilla, quando siamo dentro all'ultimo minuto dei primi 25 del primo tempo. A voto qui di Franco. Balzano 1 contro 1, Balzano Di Franco lo rimonta, Balzano la tiene, poi palla in verticale, fuori gioco di Composto che segna, ma segna gioco fermo. Guarda la linea, Emiliano. Silenzio. Buona Andrea. Era buona Andrea, perfetto. San Filippo, palla poi di Pisano per Puleo, ora Daleo. Pisano, lancio intercettato, all'attenzione perché si può involare Catanzaro. Catanzaro evita San Filippo, Catanzaro in area tu per tu con Orsi, ma bravissimo Pisano. Con il rientro qui non avvertito San Filippo dell'arrivo del 19, arrivano invece i due fischi, fine primo tempo, avanti la Panormus che era andata in svantaggio contro il team calcio con una perla di San Filippo, poi il gol a porta vuota di Puleo prima del 2-1 firmato da Gambino. Ha detto 5 loro, facciamo 5 2. 4 e mezzo. Lo trattiamo. Si chiude anche il primo tempo, noi restiamo naturalmente collegati qui e poi secondo tempo dal Giovanni Aloisio per scoprire chi arriverà terzo e chi arriverà quarto tra Panormus e Team Calcio. Entrano subito in campo le squadre, secondo tempo che sta per cominciare tra la Panormus e il Team Calcio. Primo tempo, come vedete, in sovraimpressione è terminato 2-1, ricordo ancora la successione delle reti Catanzaro per l'iniziale vantaggio del Team Calcio, poi pareggio di Puleo con una conclusione a porta vuota dopo un'uscita un po' avventurosa del portiere d'Aquila, e poi il 2-1 lanciato in posizione regolare Gambino, che ha battuto ancora d'Aquila che in precedenza si era reso protagonista di una grande parata proprio
su Non eri infortunato? Abbiamo cambiato. Gambino. No, ci andiamo noi. Sì, ci eravamo noi. Che non ci sei via, tu bambino. Attraversare. Sì, attraverso, iniziamo. Non gioca a Messina. Non gioca a Carmelo. No, figura. Arriva l'assistente del team calcio e poi si può cominciare con la ripresa. Ultimi 25 minuti in questo Memorial Carmelo Bongiorno, seconda edizione per Team Calcio e Panormus, mentre sta svolgendo riattivazione in questo caso muscolare il Palermo, e si sta recando in campo per iniziare il proprio riscaldamento, il terzo tempo, che avrà l'arduo compito di provare a detronizzare i rosanero, vincitori l'anno scorso sotto la guida di Emanuele Chiappara. Con giocatori che tra altre cose adesso hanno effettuato l'upgrade, ricordiamo questi sono allievi, o meglio, giovanissimi regionali, giocano in ottica nazionale contro squadre di ben altro rango, squadre che giocano nei campionati appunto di B o di C. Occhio qui intanto alla giocata di Balzano, fermato, ha effettuato un cambio il team calcio con l'ingresso di Messina al posto di Spina. Gambino prova a passare, Salvo stava lanciando Di Franco in contropiede, l'arbitro ha fermato il gioco anche perché Gambino è rimasto a terra. Fallo di Piazza e punizione. Grazie, prof. Tanto scorgiamo anche esponenti della società di casa della Don Carlo Misilmeri. Tanto c'è un fallo, intravedo al fianco dell'organizzatore Tony Bonuso, ricordo con la fotosportiva sta organizzando anche questo secondo Memorial Carmelo Bongiorno, e non mancheranno anche altri eventi targati la fotosportiva che seguiremo naturalmente anche noi di Sportisili. Ci fregiamo di essere al fianco della fotosportiva anche in questi appuntamenti. Poi arriverà la primavera, arriverà la fine della stagione del calcio giovanile. Intanto occhio alla punizione di Salvo, la palla non scende in tempo e termina la sua corsa sopra la traversa. Dicevo, al fianco di Tony Bonuso in questo momento a chiacchierare a bordo campo ci sono il presidente e il direttore generale della Don Carlo Misilmeri, rispettivamente Gaetano Tomasino e Antonino Rattenuti. Don Carlo Misilmeri, che ricordo milita nel campionato di eccellenza Girone A ormai per il quinto anno consecutivo. Anche la Don Carlo Misilmeri, squadra targata Sportisili per così dire, che tornerà in campo tra l'altro domenica 7 gennaio per la sfida contro il Casteldaccia, il rinnovato Casteldaccia di mister Marco Minero. Torniamo in cronaca, 3 minuti 24 secondi. Mandalo! Composto sbaglia il passaggio, aveva sbagliato anche l'uscita Pisano, però alle sue spalle c'è San Filippo che sbaglia anche lui. E allora Balzano non trova compagni liberi e calcia! Straordinario gol di Balzano, completamente spiazzato Orsi, e 2-2, torna in parità il risultato. Ma che bomba ha tirato qui Andrea Balzano per i 2 pari. Cambio. Saleo! Di Franco.
Tanto cambio per la Panormus, finisce il torneo per Di Franco, terzo posto spazio per Greco, ma a 20 minuti alla fine torna in parità la gara e torna anche lo spettro dell'extra time. Ricordiamo tiri di rigore in caso di perpetrare della parità, ma qui la partita ormai ha perso ogni controllo con Catanzaro davanti a Orsi, lo batte e nel giro di un minuto il Team Calcio non solo riprende la partita ma addirittura torna in vantaggio. Doppietta per Catanzaro, sicuramente il gol più facile della sua ancora breve e speriamo ancora lunghissima carriera. 3-2 Team Calcio. 2 minuti fa era avanti la Panormus. Ha un po' staccato la spina dell'intensità la squadra oggi venuta in maglia amaranto, che qui non riesce a tenere palla con Salvo. Rimessa per Piazza. Pisano in qualche modo, ma Catanzaro è più rapido di lui. Ancora Catanzaro. Cerca la palla in aria. Esce Orsi, anticipando Balzano per rinvio un po' così così. Non riesce a controllarlo Puleo, che poi lotta sui rimpalli. Schimmisci. Palla per Messina. Passaggio intercettato dalla prova a ripartire la Panormus. Chiusura da parte di Filoreto. Rimessa. Ancora l'intervento da parte di Messina. Deviazione sfortunata di Isgro. Qui recupera palla in qualche modo il terzo tempo, poi lotta Puleo. Isgro corre tra le linee, serve in profondità, Gaio viene anticipato. Si tratta di Greco, poi fallo di mano di Nicolosi. Occhio Dani! Vedete scorrere, come detto anche in precedenza, in sovraimpressione, i partner che hanno sostenuto il secondo Memorial Carmelo Buongiorno. Tanta partecipazione, tanto sostegno per Tony Bonuso e per la fotosportiva per far sì che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Intanto attenzione a questa palla in area di rigore con la conclusione che scheggia la traversa. Non c'è stata deviazione. Ad un passo dal 3-3 la Panormus, con il tiro di Greco che ha scheggiato la traversa. Sembrava che l'avesse toccata D'Aquila. Eh sì, palloni arrivano 2 per volta. Se fai qua così per provare, Gioca vicino il Team Calcio rischiando qualcosa. Alla fine Piazza cerca e trova Composto che però non la riesce a tenere. Fermato anche Greco, ancora la corsa da parte di Composto che guadagna metri, poi rischia di perderla, la perde troppo solo, in mezzo a 3 maglie Amaranto, poi se la porta fuori Greco. io vorrei capire perché non gli hai dato la palla. Occhio qui a San Filippo che prova ad uscire palla al piede, cerca di seminare Messina, vince anche il rimpallo San Filippo, arriva Schimicci a chiudere e si becca anche la trattenuta del numero 4
della Panormus che si becca un giallo gratuito. Lodi! Lo! Quanto è passato? La battuta della punizione, colpo di testa da parte di Gambino che si è abbassato adesso, gioca quasi da terzino destro. Qui intanto attenzione alla corsa di Composto, esce Orsi, Composto l'anticipa, poi ancora Composto, non perfetto sulla ribattuta, ha avuto la chance del 4-2 il Team Calcio. No, l'ha fatto riscaldare fuori. Non dice niente. Pulè gioca lungolinea su Gambino che prova a lanciare in avanti, testa Filoreto, poi Salvo, si gira su se stesso il 20, poi non riesce a saltare il diretto avversario, commette anche fallo, un po' perso il filo del gioco i ragazzi di Marcoccia, mentre giocano subito quelli di Zampino, anche se non riesce il controllo a Catanzaro. Palla giocata in avanti, intanto Isgro cerca di inserirsi, anzi si tratta di Greco, fallo di Greco. Problemi per Piazza che viene aiutato a rialzarsi. Tanto cambio, entra la bara, esce lo bianco. Sì, proviamo qualcosa. Vai, veloce, fuori! Esce lo bianco, entra la bara con San Filippo che torna a centrocampo. La battuta lunga di Crocilla, Filoreto, poi non subisce fallo Composto secondo l'arbitro. Salvo, palla lungolinea, riesce finalmente a fraseggiare bene la Panormus, anche se chiude tutto la difesa del Team Calcio. Composto non la tiene in campo, rimessa Panormus. Abbiamo superato la boa di metà secondo tempo, l'anticipo di Nicolosi, poi pallone giocato in avanti per Composto. Si è mosso bene qui sul filo del fuorigioco Balzano, palla troppo lunga. Gambino sbaglia il passaggio, poi prova a partire Messina che salta proprio Gambino, non la tiene in campo il numero 3. Sembrava avesse fischiato fallo, in realtà è rimessa. Anzi, in realtà è arrivato il fischio, quindi punizione Team Calcio a 11 dalla fine. Subito battuto lungo, ha cercato Catanzaro, Pisano questa volta lo chiude. Fallo laterale in zona d'attacco a 11 dalla fine per il Team Calcio, che è in vantaggio.
Tanto palla messa nel mucchio, San Filippo spazza via. Poi occhio alla gestione non perfetta della palla da parte di Ferraro. Prova ad uscire palla al pedisgro, ma Ferraro rimedia all'errore. D'Aquila usa il piattone per non sbagliare e trova Schimiccini. Palla giocata sulla corsa per Catanzaro. Ancora una volta servito tra le linee, non trova il tempo giusto per servire Balzano. Poi la partenza di Greco. Greco prova ad allargare, trova Isgro, posizione regolare. Isgro cerca di inventare Isgro, cambia gioco, gran palla questa sulla sinistra per Daleo, cross ribattuto da Filoreto che evita il calcio d'angolo, la mette in fallo laterale. Ultimi 10. C'è la rimessa per la Panormus in zona d'attacco. La battuta di Daleo. Isgro cerca di passare, propone il cross e il tocco involontario ovviamente di Piazza che cercava di intervenire. La palla alla fine è finita buona per D'Aquila che va a rinvio. Qui va a vuoto Puleo, si inserisce Balzano. Balzano in mezzo ai due centrali, alla fine Puleo recupera. Salvo, la porta su. Daleo resiste al rientro di Composto, cerca questa palla in verticale, bravissimo Piazza ad arpionare. Poi Puleo, questa volta preciso col controllo. Pisano, Isgro cerca il tunnel, lo trova. Fallo poi di Filoreto. Punizione Panormus, ultimi 8. Vedremo anche se ci sarà e a quanto ammonterà il recupero. La punizione è di San Filippo in area di rigore. Sono tante maglie della Panormus, ma nessuno riesce a controllare o a calciare. San Filippo pressato, riesce ad aggirare Catanzaro. Ancora San Filippo, ne ha dribblati 4. San Filippo poi perde l'attimo per passarle, la perde, brutta palla persa. Parte Catanzaro, arriva al suo fianco Composto. Catanzaro va da solo. Catanzaro qui esagera con il cucchiaio. Qui a vuoto Isgro, colpo di testa di Filoreto. Gambino, Isgro, cambio gioco di Isgro a cercare a trovare Daleo che ha tanto campo da prendere. Accelera il 13, propone questo cross lungo sul secondo palo. Il controllo di Labara non è perfetto, però riesce a tenere il controllo del pallone. Isgro, ancora il 10, prova a passare, lo chiude Messina. Allontanato il pallone però sui piedi di San Filippo che evita un paio di avversari, decide di calciare, colpisce in pieno forse un compagno. Poi pallone allontanato, Catanzaro corre insieme a Pisano, esce anche Orsi che anticipa e fa anche guadagnare tempo ai compagni. Il lancio di Gambino, intervento che favorisce Salvo. Salvo converge perché la palla dentro, chiude tutto ancora. La difesa del team calcio, insegue il pallone Puleo. San Filippo questa volta verticalizza, lo fa molto bene perché c'è lo scatto in posizione regolare di Isgro. La sterzata, la chiusura di Messina. Cambio. Vieni Alex. Ciccio, fai il play. Aspetta. Tanto entra Gaglio al posto di San Filippo.
Tutti te, ma non te la e i piedi sgonfi. Vai, vai. Devono abolire dal calcio, non so. Devono abolire dal calcio, non so. L'hai capito? La rimessa qui ai limiti del cambio, però si concede qualcosa. Isgro prova a passare, ancora i dribbling, c'è Gaio adesso con lui. Isgro forse in posizione di fuorigioco, si continua a giocare, l'ultimo tocco è del 10. Qui sicuramente il direttore di gara doveva fischiare il fuorigioco, alla fine ha fischiato il rinvio dal fondo, un po' scontentato tutti, diciamo, ma ci sta. 4:40 alla fine, più eventuale recupero. Qui l'anticipo di Gaio, fallo di Balzano, punizione penale. Greco! Greco! Andre! Lucio! Batti tu! Voleva saltare? La battuta verso l'area, palla spizzata da Gaio, rimane lì, attenzione, Isgro, ancora Gaio, si impossessa del pallone e trova il gol del nuovo pareggio. A 4 dalla fine, Gaio appena entrato segna la rete del 3-3 a 4 giri di lancette. C'è un po' di confusione col clock, mancano poco meno di 4 minuti alla fine. E dunque nuovamente parità e adesso lo spettro dei rigori su questa finale. Filoreto, colpo di testa da parte di Gambino, poi Isgro accelera, viene fermato da Balzano. Papà, io penso, credimi, nemmeno se sei l'ultimo rigorista, lascio battere all'orino. La battuta lunga di Orsi, colpo di testa a mettere fuori, poi ancora Crocilla che sta giocando un'ottima partita da centrale difensivo, poi fuori gioco di Catanzaro che si è disinteressato dell'azione, tra l'altro la palla gli è arrivata addosso. E Orsi per il rinvio, 3 più recupero alla fine. Rinvio non granché di Orsi, la palla viene messa fuori da Nicolosi, poi la controlla Gambino perché la vuole giocare subito, adesso vuole vincerla la Panormus. Isgro, palla per Gambino che allunga la falcata, mette in mezzo il pallone, esce d'Aquila. Rinvia subito perché Catanzaro in posizione regolare non riesce però a tenerla in campo, anche un po' stanco il 10. Ha giocato ad altissimo livello per quasi 2 ore. Orsi per il controllo di Daleo, salvo Puleo, subito lungo, cercato qui Cagnoto che è entrato, salvo Puleo, avanza di gran carriera, vince un paio di rimpalli, c'è un tocco col braccio, punizione per la Panormus. La bara fermata. Allora con le mani da Leo, il colpo di tacco tentato da Gaio spazza via Filoreto. Colpo di testa ancora a mettere fuori. Poi Greco cerca di non perderla, ancora Greco, viene chiuso, vince un rimpallo, va ancora a lottare. Da Leo, conclusione ribattuta. Vai in mezzo, che è finito. Sta per iniziare l'ultimo minuto di 50, poi vedremo anche il recupero. Isgro forse con una mano, resiste ancora Isgro sul fondo, mette in mezzo, deviazione, angolo.
Greco! C'è l'angolo per Salvo. Palla messa in mezzo. Qui non riesce a impattare bene Gaglio. E allora occhio perché può provare a ripartire il team calcio. Anche se Catanzaro attende l'arrivo della palla. Arrivano anche due compagni di squadra. Catanzaro evita un altro avversario. Sono in due davanti al portiere. Catanzaro offre a Balzano. Fuori gioco. Oh, finite bastardi. Vogliamo i rigori, dai. Però speravo che non gliela dà. Andiamo in rigore. Andiamo in rigore. E recupero. No, perché ha ricambiato il favore. Finché ne eravamo là, dagliela. E poi ci sono... Oh, si sta 4 La battuta di Puleo. Colpo di testa sbagliato di Piazza. Salvo. Si è mangiato il gol del 4-3. Team calcio adesso rischia la beffa. La bara. Ingresso in area. La mette in mezzo. Chiusura. Fondamentale di Messina. Stavamo facendo il rissa con John. Stavo facendo il risse con la macchina avversaria. Perdi tempo, di che perde tempo là? Che c'è in panchina. Tienila lì. È l'angolo di Salvo. Facciamo una falsa. Ah, no, batti. Pallone in mezzo, esce da quella, ma esce male Puleo. Salva Filoreto, palla che rimane lì. Isgro la può mettere ancora dentro, serie di tocchi, allontana in qualche modo il team calcio. Arriva prima Pisano su Catanzaro, poi Catanzaro lotta. E per l'arbitro basta così, si va giustamente. E come reclamato anche dalle due panchine, calci di rigore. Vedremo chi arriva terzo tra Panormus e team calcio. Capitano, mister, per le porte. Io la voglio tirare. Si batte alla porta alla nostra sinistra, cominciamo a indugiare sulla porta. Naturalmente il punteggio lo cambio soltanto, no sì dai, lo possiamo cambiare anche durante lo svolgimento. Calcia per prima la Panormus e lo fa con Labara, Giulio Labara. Tanto sono lì che aspettano. Palermo è terzo tempo. Il primo tiro è di Labara contro D'Aquila, lo batte. È l'1-0. 1-0, 4-3. Fate un po' come vi pare. Primo tentativo per il team calcio e di Crocilla, uno dei migliori in campo in tutta la manifestazione per la squadra bianco-blu. Va Crocilla, non riesce a sventare Orsi. Un tiro e un gol per entrambe. Credo che le due squadre abbiano deciso per 3 rigori a testa. Vedremo ovviamente se così sarà, perché alla fine poi c'è sempre oltranza. Sono pronte Palermo e terzo tempo con un inevitabile fisiologico ritardo
quando ci sono tornei che si susseguono, partita, può succedere di tutto. Le coppe sono lì che attendono. Intanto le prime 2 verranno assegnate in questi minuti. Tanto la partenza di Gaio che spiazza d'Aquila. 2 tiri, 2 gol per la Panormus. Secondo tiro adesso per il Team Calcio. Va Catanzaro, va sul sicuro. La squadra bianco-blu va sul suo giocatore di punta a livello qualitativo. Catanzaro contro Orsi, gran rigore, pochi dubbi qui sulla qualità del calcio di David Catanzaro, ce l'ha già mostrato a lungo in questi 2 giorni. Tocca a Daleo, terzo rigorista per la Panormus. Andrà col destro, anzi in realtà va col sinistro, rincorsa alla Neymar per Daleo che segna. Tre tiri, 3 gol per la Panormus, terzo tiro per il Team Calcio, se ne occupa Balzano. Autore del bellissimo gol del Momentano 2-2. Balzano contro Orsi. Fischia l'arbitro. Balzano piazza. Qui Orsi non difende bene la porta. 3-3. Nei 50 regolamentari 3-3 fin qui. C'è il fischio, intanto va alla battuta Pisano. Ancora spiazzato d'Aquila. 4 tiri, 4 gol per la Panormus. Non ne vogliono proprio sapere di sbagliare. E allora va Nicolosi. Nicolosi contro Orsi. Parte Nicolosi, traversa. E allora è la Panormus che arriva terza in questo Memorial Carmelo